Cari telespettatori, rieccoci insieme. L'argomento di quest'oggi è molto caldo e molto importante perché parliamo di due aspetti che si intersecano e che comunque diventano di importanza saliente in questo periodo di difficoltà, di ristrettezze economiche. Da un lato il decreto Balduzzi che stabilisce l'assistenza H24, assistenza sanitaria H24 diventa realtà, ovvero diventa legge. Ma che cosa comporta questo? E come si fa a non accedere, a ferire continuamente alle strutture che sono state di normale conoscenza fino a questo momento, ovvero al pronto soccorso ospedaliero, per far sì che questo non si intasi e perché questo non è lo scopo di questa riforma normativa. Che cosa prevede la legge? Noi ve ne avevamo già accennato tempo addietro, ne riparliamo con i nostri ospiti e poi ritorniamo a parlare di un altro tema importantissimo di cui faremo anche un ulteriore approfondimento, ma poi ci sarà anche un servizio nel telegiornale, ulteriori elementi di riflessione. E questo parte da un convegno che si terrà in modo particolare il 6 maggio a Legnago, Verona, presso l'USL 21 e fa parte della campagna Aprite quelle porte. Ma al di là del termine si vuol cercare di rivedere in un'ottica realistica la struttura della casa di riposo, che non deve essere un luogo dove si entra e non si esce più, ma un luogo fruibile di servizi per tutti coloro che ne hanno bisogno. Ancor più quando si parla di domiciliarità, di non afferire sempre alle strutture ospedaliere se non nella fase dell'acuzie, cioè quando c'è un problema grave, ma cercare di vivere la vita nel modo migliore possibile e del fatto che siamo sempre più anziani in questa società e sempre più lo saremo, bisogna che queste strutture, queste case diventino veramente dei luoghi di accessibilità, di andata e ritorno e comunque che diano dei servizi di un certo livello che siano in qualche modo intersecati con quelli della domiciliarità. Ma cosa vuol dire? Poi molti di voi giustamente ci chiedono domiciliarità e adesso ce lo spiegheranno. I protagonisti odierni qui con noi per affrontare questi temi che sono anche abbastanza complessi, ma ve lo spiegheranno con parole molto semplici. Sono Giuseppe Di Girolamo, segretario generale dell'OSPI CGIL di Verona, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. E anche Giorgio Piccoli, direttivo dell'OSPI CGIL, sempre Verona. Buongiorno. Grazie a entrambi. Buongiorno. Allora, io posso partire da lei, non lo so, certo. Adesso vede, per quanto riguarda l'H24, quindi questo decreto Balduzzi di cui si è parlato e che però i cittadini alla fin fine poco hanno capito. Cosa vuol dire? Che cosa comporterà? Ma diciamo che di per sé la legge ha una logica anche giusta, nel senso che come dire, si cerca di mettere insieme i professionisti, quindi il medico di famiglia, quello di medicina generale, e fare in modo che ci sia una copertura totale del rispetto all'assistenza da dare alle persone, quindi evitare di intasare anche le strutture ospedaliere, quindi fare come dire, un uso improprio del pronto soccorso. Diciamo, questa è una prima risposta che si cerca di dare. Ora, noi riteniamo che questo fatto sia positivo da una parte, però rischia di essere monco, nel senso che se una volta fatta l'aggregazione territoriale, come viene definita, non ci dà poi la strumentazione, cioè la diagnostica di base ai medici, questa cosa rischia di essere addirittura controproducente, nel senso che io sto male, vado dal medico, ma se poi il medico, che mi dà una copertura anche non sulle 24 ore come viene definita, ma si tratta di 12 ore di fatto la copertura del medico, perché poi il restante viene comunque dato dalla guardia medica, se non do come dire, a questa aggregazione tra medici, quindi vuol dire che stanno insieme, che hanno l'infermiere in comune, ma se non gli do il centro prelievi per poter fare dei prelievi del sangue, se non gli do una strumentazione di base, rischia di essere ancora una volta una riforma monca, anzi di pormi qualche problema, perché se io faccio l'aggregazione, quindi metto insieme più medici di base, il rischio è che io, persona anziana, nella quale noi in particolare siamo attenti ai loro problemi, di doversi spostare rispetto soprattutto nei piccoli centri e quindi non avere neanche più il medico in quella situazione, ma ce l'ho distante, quindi rischia di non essere più, come dire, di non raggiungere quell'obiettivo che invece la legge si pone. Esatto, ma allora adesso il cittadino che cosa dovrebbe fare in questo?
Ma il cittadino, diciamo che c'è un disturbo, ci sono i disturbi classici per i quali non c'è l'urgenza, la necessità di ricorrere, tipo l'infarto, qual è il pronto soccorso, esatto, ma altre situazioni in cui si potrebbe ricorrere all'assistenza del medico H24. Che diritti ha e che cosa dovrebbe fare il medico, quindi in che termini? Possiamo ragionare per esempio? Sì, bravissimi. Allora, mettiamo che io a casa scivolo, sì, condizione abbastanza frequente. Mi storco una caviglia e penso di avere una frattura di caviglia o comunque ho male alla caviglia. Attualmente che cosa faccio? Prendo la macchina, chiamo l'ambulanza, vado al pronto soccorso e nell'arco di un tot di ore ho una risposta diagnostica che può essere non hai niente oppure hai effettivamente una frattura. Cos'è l'H24? È un luogo sostanzialmente nel territorio, quindi la sede è distrettuale, è un luogo che comprende una risposta per 30.000 abitanti, in cui ho un'aggregazione di medici, ho gli infermieri, ho gli assistenti amministrativi, cioè ho tutto quello che mi serve per avere una presa in carico del paziente e una risposta del paziente in tempi reali. Devo trovare anche la diagnostica. Anche la diagnostica. Devo trovare quella minima diagnostica di base, quindi un radiografo che mi consenta di sapere se la caviglia ce l'ho fratturata e poi se ce l'ho fratturata, se ho bisogno del gesso, se ho bisogno del ricovero, se ho bisogno di un'operazione e quindi attivare eventualmente l'ospedale. Quindi l'ospedale è, come diceva lei, per acuzie. Tutto quello che non riguarda le acuzie deve trovare una risposta sul territorio in maniera programmata, in rete, e quindi tutti i servizi devono essere in rete, per cui se io faccio l'altro esempio, che è uno dei drammi attuali, io vengo dimesso dall'ospedale, non ho una famiglia di riferimento. Cosa molto frequente. Allora a quel punto qualcuno farà una scheda di valutazione multidimensionale, la cosiddetta SVAMA. E in uscita deve essere fatta ovviamente dalla struttura da cui esco, certo. Deve essere mandata al distretto, il quale deve valutare se io ho una condizione familiare o anche una condizione di vicinato. Io posso avere un vicino che è bravo, che quindi è in grado di accudirmi e quindi otterrò una risposta domiciliare. Oppure posso ottenere una risposta cosiddetta residenziale e quindi sulla base del mio bisogno il servizio organizza la risposta che può essere o al mio domicilio, con infermieri, con medici, con il pasto, perché chiaramente se ho una gamba rotta col gesso non posso farmi. Allora il punto è che l'H24 vuol dire riorganizzare tutte le funzioni del territorio per dare in maniera appropriata, anche economica perché sicuramente costa di meno, tutte le risposte che al cittadino possono essere date sul territorio, perché poi c'è anche il rispetto della libertà di scelta del cittadino. Oggi il cittadino non è libero di scegliere, perché se io sono ammalato e non ho la possibilità di avere l'assistenza domiciliare, dovrò necessariamente o ricorrere alla cura del privato a pagamento, ovvero trovare il modo di essere ricoverato in azienda, in ospedale. E quindi questa è una negazione della libertà di scelta del cittadino. Quindi questa è l'H24, sostanzialmente riorganizzare il territorio, non tanto in funzioni anti-ospedale, non è questo il punto, ma sapendo che ho l'ospedale che mi garantisce le acuzie, e poi una struttura. È una struttura che mi garantisce tutto quello che non può essere dato come risposta a livello ospedaliero. Ma a questo punto i medici di base, adesso vedete voi chi rispondere, a chi rispondono? Cioè che ruolo hanno, che cosa hanno in mano e che cosa devono fare oppure non devono fare? Perché sembrerebbe che ci fosse, ed è stata là che poi si è sollevata anche l'azione da parte dei sindacati dei medici di base e quant'altro, un ruolo molto più importante dei medici di base che dovrebbero avere veramente in mano la situazione completa, sapere anche la conoscenza della scheda SVAMA, c'è un'interazione molto molto forte. Indubbiamente il ruolo del medico di base avrebbe un ruolo, come dire, più propositivo, indubbiamente più attivo da questo punto di vista, perché a questo punto il medico può, come dire, fare da filtro rispetto a quello che è il bisogno della persona e quindi rispondere anche con gli strumenti che appunto si spiegava prima, come indirizzare e fare prevenzione anche rispetto alle cose, insomma, altrimenti rischiamo ancora una volta di ritrovarci col punto di prima, cioè io sto male, cosa faccio? Non trovo la risposta al medico, vado al pronto soccorso. Ecco, può o devono? Possono o devono? Devono a questo punto, cioè devono perché altrimenti
come dire, finisce il loro ruolo. Quindi a un certo punto nel dubbio, qualora adesso chi ci ascoltasse si trovasse in queste situazioni incidentali, di qualsiasi altra tipologia di problema, che magari non sono a conoscenza dove si trova questa assistenza H24, perché poi può anche essere questo, non è che tutti... perché non è ancora pronta, esatto, questo è il problema. Chiama il medico di base, cioè non va al pronto soccorso, ma chiama il medico di base. Il medico di base deve essere reperibile comunque, H24, giusto? Reperibile, e dare tutte le indicazioni che sono necessarie. Allora, una volta che saranno approntate ci sarà evidentemente un numero a cui chiamare, dove vengono date indicazioni a cui rivolgersi, a cui il paziente deve rivolgersi. Anche perché se non fa così rischia di andare in pronto soccorso, oltre a farsi ore e ore di coda, in più anche di pagare un ticket perché appunto va a finire nel codice bianco. Bravissimo, no, questo va detto perché giustamente ce l'è stato anche chiesto. Allora, qualora questa procedura non venisse seguita, però bisogna che ovviamente se il medico di base non risponde, perché questo è anche successo e alcuni dicono io non lo trovo, non c'è la segreteria telefonica eccetera, questo va segnalato all'ordine immediatamente perché poi va deferita la questione, non deve passare, oppure come ci diceva un nostro medico va chiamato ai tribunali dei diritti del malato, insomma va sollevata la questione o all'US o quant'altro. Bisogna stare attenti perché un codice bianco si paga il ticket. Certo. Cioè, non è cosa da poco, visti i tempi che corrono. Quando parliamo di pensionati, di anziani, mi sembra... Assolutamente no, anzi, come dire, tutta la partita del ticket poi anche qui ci sarebbe da ragionare. Però rispetto alla questione del codice bianco, appunto, noi adesso stiamo cercando di capire a che punto è arrivata appunto la questione dell'H24. Perché è evidente che se i territori non rispondono diventa un problema, anche perché noi siamo in attesa delle schede ospedaliere, che saranno quelle che definiranno appunto come il territorio, come gli ospedali ed il territorio si devono organizzare. E in base a quello quindi che tipo di risposta dare all'utenza. Quindi in base a quello poi noi saremo anche in grado di dare maggiore indicazione. Le schede tecniche dovevano essere pronte ancora a fine anno, per vari motivi, insomma, non sono ancora state, si conoscono, o meglio, le conoscono gli addetti ai lavori, ma non sono ancora state rese note e questo sta creando grossi problemi a tutti praticamente, perché appunto senza di quelle non sai come regolarti. Allora, una volta che saranno presentate, rese disponibili le schede tecniche, noi siamo in grado di dire perfettamente le persone a chi devono e come devono rivolgersi, appunto per non incorrere in questi problemi di, come dire, so che c'è l'H24, però non ricevo risposta, quindi come mi devo muovere? Esatto, ma allo stato attuale, in questo preciso momento, se una persona va in codice bianco in ospedale paga il ticket? Sì. Questo c'è paga due ticket, paga il ticket di accesso, più paga il ticket per tutte le prestazioni che lui ha ricevuto, esclusa la visita del medico di pronto soccorso perché è dentro il cosiddetto ticket di accesso. Cioè, lì sono state fatte due operazioni, una di introduzione del ticket sui codici bianchi del pronto soccorso, quindi il ticket di accesso, più il ticket delle prestazioni, esclusa la visita medica di pronto soccorso. Ho detto solo esclusa la visita medica di pronto soccorso, perché mi spiego, se io vado al pronto soccorso per un problema all'occhio e vengo visto da uno specialista oculista, io è vero che non pago la visita medica del pronto soccorso, cioè del medico di pronto soccorso che mi ha visto e mi ha mandato dallo specialista oculista, però pagherò il ticket dello specialista oculista. Ok? Allora, e più pagherò se mi viene fatta una radiografia, se mi viene fatta un esame del sangue, pagherò tutte le prestazioni come fossi andato in un ambulatorio specialistico. Attenzione, quindi può darsi che la cifra salga in modo rilevante. Quindi. Perché si è introdotta questa filosofia? Perché si è detto, perché è improprio il codice bianco che uno va al pronto soccorso. Io faccio un'obiezione di metodo. Allora, se io arrivo al pronto soccorso e il medico mi manda dal dermatologo, dal chirurgo plastico, mi fa fare una radiografia del torace, mi fa un elettrocardiogramma e mi fa alcuni esami del sangue e dopo mi dice non hai niente, io dico ho capito, ma però non me l'hai detto nel momento in cui sono entrato, mi hai visitato, mi hai auscultato, mi hai misurato la pressione e mi hai detto guarda non hai niente, vai pure a casa. Cioè, mi hai fatto tutta una serie di prestazioni che poi io pagherò per dirmi alla fine, dopo aver analizzato tutti i referti, non hai niente. Assolutamente. E quindi io in realtà posso anche contestare il concetto che in questo caso il codice bianco sia inappropriato. Allora attenzione, ci sono codici bianchi che effettivamente è un rigonfiamento del pronto soccorso, ma perché?
Perché non c'è risposta sul territorio, perché se io la medesima risposta la ottengo sul territorio, mi rivolgo al mio territorio, al mio quartiere, dove ho la struttura che è aperta 24 ore al giorno, la sera coperta dalla guardia medica, il giorno trovo il medico, l'infermiere, trovo lo psicologo, trovo possono quant'altro, risolvere una problematica. cioè trovo in sostanza l'ospedale di territorio che mi dà la stessa risposta che mi dà il pronto soccorso, in tempi probabilmente minori e con un costo che è molto inferiore al costo della struttura ospedaliera. Assolutamente. Ovviamente. Rimandando all'ospedale la sua vera funzione, che è dare risposta in tempi rapidi alle emergenze mediche e alle acuzie, quelle vere che quelle poi... vere. Esatto. C'era un messaggio che è arrivato poc'anzi, vediamo se lo possiamo rimettere in onda dalla regia, che diceva ma perché i medici, ma i medici di base aggregati, perché non si riuniscono tutti nei distretti, punto centrale per tutti? Allora, quando parliamo dell'H24 parliamo del distretto che viene riarticolato per unità da 30.000 abitanti, insomma, noi pensate che a Verona noi abbiamo distretti che sono di 108.000 abitanti, quindi è una USL, in qualche altra realtà è oltre una USL, quindi pensiamo a unità più piccole. Tenete presente che poi uno dei difetti del decreto Balduzzi qual è? Che il decreto Balduzzi ha messo insieme le cose che già ci sono. Perché se noi andassimo a studiare la Convenzione della medicina generica e della medicina pediatrica, troveremo che queste cose sono già sancite dalle convenzioni. Quindi il medico dovrebbe aggregarsi, si dovrebbe fare un unico medico, quindi non mettendo insieme anche la guardia medica, che dovrebbero coprire 24 ore al giorno. Alcuni medici le hanno fatte, ad esempio io a Verona il mio medico è associato ad altri medici, quindi quando vado nello studio, il problema qual è? Che la filosofia nuova qual è? Che attualmente se io non ho il mio medico troverò un sostituto che il mio medico si è trovato. Con l'H24 invece il gruppo di medici avrà la scheda paziente, quindi che io vada dal mio medico che si chiama Filippo o vada da Antonio, non cambia assolutamente niente, perché il medico che mi visiterà avrà la mia scheda e saprà esattamente qual è la mia condizione clinica, a che farmaci sto prendendo, quali sono le analisi o le prestazioni che ho fatto e quindi potenzialmente che tipo di risposta mi dovrà dare. Questa è la filosofia interamente nuova che cambia il paradigma del territorio. Assolutamente. Ultima cosa, poi andiamo subito in pubblicità. Chiedo a lei perché è arrivato un altro messaggio che chiedeva ma il personale amministrativo H24 sempre? Sì, certo. Sì, certo. Infatti questa è una delle questioni importanti, perché il personale amministrativo è quello che permette poi di far girare tutta la macchina. E quindi vuol dire avere l'infermiera, esatto, significa avere l'infermiera, avere anche... maggiori assunzioni? Guardi, qui si tratterà di una riarticolazione, credo che nella realtà si tratterà di una riarticolazione, anche perché altrimenti non avrebbe senso, insomma. Assolutamente, no, era giusto per rispondere sì, alla domanda. Diciamo, la risposta è una riarticolazione di ciò che c'è già. Insomma. Assolutamente. Pubblicità, poi torniamo insieme tra poco. Allora, adesso metteremo in onda anche gli altri messaggi che ci avete mandato. Intanto, un po' per restare coi piedi per terra, l'effettiva realizzabilità è legata anche a che cosa? Quindi teniamo conto che poi questo è un decreto di carattere nazionale, no? Noi abbiamo già avuto una riforma sociosanitaria importante che punta tantissimo a una riorganizzazione degli ospedali, al riassetto di quelli più piccoli, gli accorpamenti. Gli ospedali di comunità. Ospedali di comunità, quindi una domiciliarità, un servizio più vicino al cittadino, però strutturato diversamente. Questo già ha riformato molto. Riforma su riforma, quindi uno sconvolgimento che deve essere anche recepito dalle persone perché poi possa funzionare meglio, no? Certo. E in questo caso quindi noi parliamo, come dire, come una persona può trovare una riabilitazione, quindi una risposta sì. nella propria riabilitazione. Quando parliamo di persone anziane è fondamentale. Esatto. Allora diciamo che ci sono due aspetti. Noi riteniamo che sia importante tenere l'anziano nel suo contesto sociale il più possibile. Questo credo che sia un aspetto importantissimo, anche perché una volta che la persona anziana viene come dire, tolta dal suo nucleo sociale, dal suo contesto sociale, quindi dal contesto familiare, portato in un altro contesto, difficilmente poi riesce a ritornare indietro. Questo è un dato ormai scontato, per cui come dire, noi dobbiamo fare in modo che la sanità, il sistema sociosanitario, garantisca al massimo la possibilità alla persona anziana di restare nel proprio
domicilio, insomma, con la propria famiglia, nel proprio contesto sociale. E questo è possibile se noi siamo anche in grado di dargli, come dire, il maggiore cure possibile di prevenzione, perché questo è un aspetto, l'altro aspetto importante. Solo in un secondo passaggio, quando ormai purtroppo non c'è più nulla da fare, per cui la persona diventa non autosufficiente in modo tale che ha bisogno di cure, come dire, specialistiche, allora ecco che entra come dire, in scena la residenzialità, in questo caso diciamo diventa l'altro aspetto. Oggi noi abbiamo una sproporzione tra le due cose dal punto di vista dei finanziamenti nella regione, e cioè il fondo regionale per la non autosufficienza, quindi che riguarda per una buona parte, direi per l'80% le persone anziane di questo fondo, è dedicato alla residenzialità. Ecco, noi su questo aspetto invece diciamo che bisogna un po' riequilibrare l'aspetto, proprio per fare in modo che queste risorse vengano destinate alle persone perché abbiano un'assistenza al proprio domicilio, perché seguire la persona in un certo modo, fare in modo che abbia un certo tipo di prevenzione è importante, proprio per non rendere la persona, come dire, non più non autosufficiente, insomma, e quindi renderla in modo tale che non possa più essere autonomo. Ecco, quindi questo è un po' l'aspetto che noi riteniamo importante, quindi il riequilibrio tra la domiciliarità e la residenzialità. Assolutamente. E lo dobbiamo fare, se mi è consentito, tenendo presente quale sarà l'evoluzione del trend demografico e della cronicità. Io non penso che da qui al 2020 potremo costruire case di riposo in ogni quartiere per far fronte alla richiesta. Allora, né ci saranno tanti soldi a disposizione. Esatto. Allora il punto vero è ripensare la sanità in rapporto all'evoluzione demografica e della condizione di salute delle popolazioni anziane e dei disabili, ok? Consideriamo che nelle crisi poi aumentano anche le sofferenze mentali a cui bisogna dare una risposta. Questo lo si può fare nella misura in cui si fa un ragionamento guardando tutti i fattori del problema, quindi la residenzialità da una parte, l'altra questione riguarda la domiciliarità, e quindi bisogna riuscire a dare una risposta appropriata clinicamente e anche dal punto di vista organizzativo, e che sia la più rispondente al bisogno della persona. Beppe sosteneva una tesi che credo su cui siamo convinti tutti: la risposta migliore una persona ce l'ha al proprio domicilio, ha i ricordi, ha la sua storia, ha i suoi affetti, ha i suoi legami familiari, e quindi riuscire a dare una risposta là vuol dire mantenere la libertà di scelta del cittadino e in qualche modo, se mi è consentito, anche una sorta di responsabilizzazione della famiglia e del vicinato. Cioè dovremmo tornare un po' tutti a pensare che il nostro vicino è la nostra comunità, e quindi nel momento in cui ha bisogno di una mano dovremmo essere pronti e solidari nell'offrire questa mano, e quindi non vivere anche il condominio come una sorta di individualismo sfrenato in cui mi rinchiudo nella mia casa, ti metto 87 serramenti perché non voglio far entrare nessuno. Quindi aprite quelle porte vuol dire anche apriamo la nostra cultura e ripensiamo il modello di salute e il modello di risposta alla salute della popolazione in maniera molto, molto concreta. Beppe sosteneva una tesi: su 750 milioni se ne spendono quasi 500 per la residenzialità, a cui tenete presente questo è quello che spende la Regione per la parte sanitaria. Considerate che altrettanto viene speso dal cittadino o dal comune, se sa il domicilio di soccorso, per far fronte alle spese alberghiere che stanno crescendo sempre di più. E quindi se però il cittadino non riesce a collocare la persona nella casa di riposo e non è in grado di sostenere familiarmente l'anziano, magari demenza senile, è costretto ad assumere una badante che messa in regola non è che costi meno di una casa di riposo, perché più o meno le spese si equivalgono. Infatti quello è un po' il discorso, per cui la domiciliarità va vista anche con attenzione, perché la persona poi da sola, la rete familiare, dico sempre attenzione, non esisterà sempre meno di fatto, perché la società attuale portano a scardinare la rete familiare, cioè i giovani se ne devono andare via, quello che succedeva un tempo, adesso lavorare vicino a casa non è più possibile, dover fare chilometri e chilometri, ci sono già tante persone che per trovare lavoro stanno via tutta la settimana, tornano il weekend, la persona prima anziana che poteva dire beh ho mio figlio vicino, non ce l'ha più assolutamente. Abbiamo tre aspetti che ci preoccupano molto e che stanno per esplodere. Abbiamo l'aumento della popolazione anziana, appunto.
E questo è un dato demografico che si diceva anche prima, insomma. L'altro aspetto è una riduzione della spesa sociosanitaria, e quindi queste due cose cozzano tra loro. Tra l'altro ammesso anche dalla Regione Veneto. La Regione Veneto, nel suo libro bianco dell'agenzia che ha fatto a luglio 2011, ammette questo fenomeno. Alla crescita della popolazione anziana c'è un calo della spesa sanitaria. Perché? Questi due fatti, assieme al fatto che le famiglie non sono più quelle di una volta, ma sono come dire, sono famiglie che non sono più in grado appunto di sostenere le persone da questo punto di vista, questi tre aspetti messi insieme ci preoccupano molto per il futuro, insomma. Quindi come rivedere questa cosa, ed ecco che ritorniamo appunto nel riequilibrio della spesa per poter fare affronto a questo nuovo fenomeno. Allora, rispondiamo ai numerosi messaggi che sono arrivati. Da un lato un messaggio che diceva ma non ci sarà un maggior costo per queste strutture amministrative che devono funzionare di più, eccetera, queste altre strutture. In realtà qui non stiamo parlando di ulteriori strutture, ma di utilizzare quelle esistenti, quindi non si tratta di altre entità esterne, come ci chiedeva l'ultimo messaggio, ma sono sempre i dati che ovviamente vengono passati ai medici, che sia il medico di base a saperlo, altri medici sono sempre tenuti comunque alla segretezza, alla riservatezza, perché sono sempre medici. Altri due messaggi facevano riferimento ai medici di base. Uno diceva: il mio medico di base non si trova mai, non risponde mai e non si organizzano tra l'altro tra di loro, c'è poca organizzazione, poca comunicazione. Un altro diceva: il mio medico invece ha 3.500 occupazioni, fa il medico dello sport, il medico di questo, di quest'altro, di rappresentanza, di presidenza, di questo e quest'altro, alla fine dedica pochissimo all'ambulatorio, è difficile trovarlo. Sono problemi più o meno analoghi. Dall'altro la collaborazione e cooperazione, l'apertura, e dall'altro dove lo trovo, quando c'è, cosa rispondiamo a questo? A questi, perché sono diversi che sono arrivati, più o meno dello stesso tenore. Allora, diciamo che appunto questo decreto Balduzzi dovrebbe un po' superare questo aspetto, cioè questa difficoltà di non riuscire a trovare il medico di famiglia quando se ne ha bisogno. È un dovere, diventa un dovere, punto, stop. Il medico è tenuto a farlo, punto, non lo fa, il cittadino farà reclamo. Esatto, ma tra l'altro con questo tipo di organizzazione invece sarà possibile avere questo tipo di assistenza, appunto perché, come dire, a questo punto non sono più legato solo al mio medico, ma sono legato ad un gruppo di medici che conosce bene la mia storia. Perché, ma appunto, che c'è sempre la riservatezza, perché alcuni... sì, non c'è dubbio, perché su quella è data dal rapporto tra paziente e medico, quindi non è legato a quel medico lì, ma è legato al medico in sé. E quindi come sono poi andassi in ospedale. Non è esatto, cioè non è che è come una volta che c'era, mi ricordo io quando si andava a visitare i pazienti, c'era la scheda ospedaliera attaccata al piede del letto, no? Perché uno andava lì, la prima roba che faceva era andare a vedere se aveva avuto la febbre o altro. È chiaro che invece adesso c'è nel trattamento dei dati personali, quindi dei dati sensibili, c'è tutta una legislazione che nel frattempo è avanzata, una sensibilità maggiore, quindi da questo punto di vista c'è una tutela che è molto avanzata, in particolare dal punto di vista sanitario, insomma, e quindi riguarda anche questo tipo di aggregazione in particolar modo. Cioè, pensiamo a una cosa, cioè, sulla base della programmazione, se io voglio parlare con il mio medico, la struttura mi offre l'orario in cui il mio medico sarà presente nell'ambulatorio collettivo, chiamiamolo così per capirci. Se io però ho un'urgenza, se vado in pronto soccorso non mi scelgo il medico. No, infatti. Parlo con il medico che avrò di fronte, che fra l'altro ha una conoscenza di me molto meno. Se io ho un'urgenza e vado in quell'ambulatorio collettivo, trovo un medico che sa la mia storia personale, è un medico che darà una risposta alle urgenze che ho in quel momento. Se invece ho bisogno di parlare con il mio medico, perché magari mi conosce, lo conosco, saprò in che orario il medico visita, sapendo che, ad esempio, molti medici la mattina e il pomeriggio hanno le visite domiciliari, perché c'è anche quello. E quindi, voglio dire, non è che viene tagliato il rapporto di fiducia tra te che il medico si chiama medico con il mio medico personale, è che se io avrò un'urgenza, trovo una risposta nel territorio, trovo una risposta medica, troverò una risposta amministrativa anche se mi serve l'amministrativo. Non è detto che l'amministrativo deve essere lì 12 ore al giorno, voglio dire, perché non è che... sono aziende esterne, con questo discorso. Non sono aziende esterne perché stiamo parlando di strutture pubbliche e quindi, che già esistono. Le strutture esterne sono eventualmente, quando si fa l'assistenza domiciliare, quella generica, normalmente i comuni si rivolgono a cooperative, perché il comune non ha più il personale da anni per fare l'assistenza domiciliare.
Quindi però la stessa ditta privata ha la stessa riservatezza che ha il personale pubblico quando lavora in una struttura sostanzialmente. Assolutamente. Per quel che riguarda invece il discorso delle case di riposo che sono a volte indispensabili, perché poi vediamo chi è ricoverato. Certo. Sì, ci sono case di riposo, ci sono persone che magari sono anche autonome, potrebbero tranquillamente stare al proprio domicilio, eccetera, e magari lo fanno come scelta personale perché vivrebbero una vita magari troppo solitaria e quindi preferiscono. Ci sono altre dove invece la maggior parte sono persone che non sono autosufficienti, quindi hanno gravissimi problemi di assistenza. E tanto è arrivato un altro messaggio ancora: gli anziani aumentano, ovviamente si invecchia, le badanti costano care fra contributi eccetera, ma sempre preferibile stare nel proprio domicilio. No, indubbiamente, ma appunto quando parliamo di persone però non autosufficienti, che hanno bisogno di un certo tipo di letto, che hanno bisogno di un certo tipo di accesso ai servizi, di essere accuditi in tutte le loro cose, per i quali il proprio domicilio, la propria casa diventa pericolosa, non è più un luogo dove possono stare, oppure un luogo troppo solitario, perché attenzione, la badante benissimo, se fosse una badante che ti tiene compagnia, ma se la badante non parla la lingua, non comunica o non è gradita alla persona, diventa controproducente. E invece personale, bisogna riconoscerlo, che lavora in queste strutture per lo più, salvo eccezioni per carità, però non confermano la regola, sono personale molto preparato, ormai qualificato, con una pazienza sacrosanta molte volte, e che lo fa proprio come vocazione personale, e questo va riconosciuto. E qua dice: la legge 104 non sufficiente, va concordata con il datore di lavoro, in pratica facilmente viene penalizzato, la vedo dura. A questo magari rispondete dopo. Sì. E allora chiedo a lei, intanto il segretario pensa come rispondere al messaggio. Può essere in qualche modo che si vada a sminuire il ruolo anche di queste strutture con questo personale che è impiegato per una questione economica, cioè mi costa troppo star dentro, risparmio, tengo a casa la persona, oppure se ne sta a casa perché senza dubbio stai meglio, però alla fine fai una vita infima e grama, non degna della parola allora, ci dignità sono umana. Situazioni familiari e personali che necessitano della struttura di casa di riposo, su questo non c'è ombra di dubbio. Non è che noi stiamo pensando di eliminare le case di riposo, e quindi le case di riposo vanno, fra l'altro, si stanno anche organizzando in modo da dare risposta differenziata in rapporto al bisogno che ha il cittadino, perché un conto è uno che abbia un deficit fisico, un conto è uno che abbia un deficit mentale. Tant'è che ormai anche le case di riposo, gli standard prevedono l'animatore, prevedono lo psicologo, prevedono tutta una serie per tentare di mantenere al livello più alto possibile, e quindi di non far deprimere, di non far decadere ulteriormente l'anziano che ha problemi cognitivi, che ha problemi di conoscenza. Non è questo il punto. Il punto vero è questa è una risposta che va data, che va qualificata, anzi va qualificata sempre di più. Bisogna che cominciamo a ragionare su come differenziare le case di riposo, sapendo che c'è un problema: il numero di posti letto delle case di riposo autorizzate è maggiore del numero dei cosiddetti impegnativi di residenzialità, cioè degli impegnativi che io do al cittadino perché abbia la possibilità di scegliere in quale struttura rivolgersi. Questo vuol dire che le case di riposo oggi devono sopportare una serie di costi, che sono impropri. Voglio dire, se io fossi dal punto di vista commerciale, se io so di avere 100 ospiti, non farò mai un albergo con 150 posti letto, perché so che poi ho un costo di manutenzione che non sono più in grado di recuperare. E questo è un problema. Il punto vero è: ma noi pensiamo di dare solo una risposta tramite le case di riposo? Perché a questo punto qua l'onere complessivo che dovrà affrontare il pubblico, la parte sanitaria, che attualmente non copre neanche il 50%, perché si è ridotta ulteriormente, quindi coprirà un 47%, il resto è a carico o del comune, dell'anziano che deve mettere tutta la sua pensione, tranne quella quota che gli rimane mensilmente. Questo pensiamo che la spesa pubblica riesca a far fronte, o la spesa delle famiglie riesca a far fronte? E come risolviamo il problema delle badanti? Perché qua rispondo: il problema delle badanti vuol dire, intanto, c'è un intervento di sostegno alla famiglia che si assume l'onere di assumere una badante, che ha un costo. Seconda questione: ma pensiamo che la badante, qualsiasi persona in condizione di fare la badante di una paziente affetta da Alzheimer, che ha un suo linguaggio, che ha un comportamento del corpo che può dare una risposta o meno. Non può la struttura domestica far fronte a tutte le allora situazioni. Bisogna ragionare sulla formazione delle badanti. Noi abbiamo proposto che la regione, voglio dire, faccia un corso di formazione per le badanti,
E c'è un problema anche di sostegno psicologico della stessa badante, cioè vivere 24 ore al giorno con una paziente affetta da un Alzheimer conclamato all'ultimo stadio non è una questione semplicissima dal punto di vista psicologico. Esatto, quindi attenzione anche a una domiciliarità pospita. Parliamo ancora di questo, rispondiamo anche ai messaggi che parlava appunto del 104 e poi anche altri che sono arrivati nel frattempo. Pubblicità, poi torniamo insieme. 104. Allora, rispondiamo rapidamente per quel che riguarda la 104, ovvero i permessi retribuiti. Allora, la legge 104 è quella che permette di avere dei permessi retribuiti per assistere le persone ammalate. E sono 3 giorni retribuiti. Io capisco che c'è un problema perché le 3 giornate debbono essere concordate comunque col datore di lavoro e questo crea dei problemi tra le esigenze della persona che le richiede per assistere la persona ammalata e l'azienda che ha il problema di organizzare il proprio lavoro. Quindi, come dire, non riesce a dare una risposta concreta al bisogno della persona di essere assistito e al bisogno della persona di assistere, insomma, e quindi spesso cosa succede? Che la persona è costretta a scegliere tra il lavoro e la persona da assistere. Purtroppo questo è il dramma che molte persone si trovano poi a dover fare. Un attimo solo, mi pare che abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno signorina. Buongiorno. Le chiedo solo una cosa, non dico il mio nome perché quello che sto per dire poi non voglio che si ripercuota sulla mia persona. È una cosa molto delicata perché io ho fatto un'analisi e una considerazione in questo senso. Io vorrei sapere perché un medico di base fa solo 20 ore alla settimana e le rimanenti altre 20 ore alla settimana, quando un compagno cittadino, un cittadino compagno, chiamiamolo come volete, va bene, che lavora in fabbrica, ne fa 36. Ora io mi chiedo, perché lui fa le visite a domicilio? Non farà mica 16 ore di visita a domicilio tutti i giorni? E noi pazienti dobbiamo andare a fare la coda e per una ricetta aspettare anche 3 ore. In coda. Lui fa coda quando va a visitare i pazienti? No. Lui è un cittadino diverso dagli altri o è un compagno cittadino di Mosca o di Pechino? Grazie e vorrei la risposta dai signori che sono là, i suoi ospiti. Grazie, buongiorno. Grazie a lei della sua telefonata. Chi di voi vuole rispondere? Proviamo a rispondere. Sì, premesso che non siamo come dire, così, difesa di una corporazione da questo punto di vista, però c'è da dire una cosa, non sono le 20 ore che il medico lavora, perché il medico, come dire, deve poi prepararsi le schede, cioè c'è tutto un lavoro che sta oltre quella che è l'assistenza diretta del paziente, che comunque comporta del tempo, che appunto sta magari nel sistemare le schede, nella preparazione, nel capire, nel seguire l'ammalato in un certo modo, quindi capire il suo tipo di analisi, se ha bisogno di alcune cose piuttosto che altre. Quindi non sono le 20 ore che il medico fa, sono molte, ma molte di più. Poi, se sono sufficienti, se sono abbastanza o meno, questo sta anche, come dire, come il medico interpreta il proprio ruolo. Ecco, però una cosa è certa, sono molto di più delle 20 ore che noi vediamo. Le 20 ore sono le 20 ore di ambulatorio che il medico è tenuto a dare. Non lavorano 24 ore al giorno le badanti, ma quando mai tranquilli la notte dormono, in definitiva non sono molto affidabili. Sì, questo per alcuni aspetti può anche essere vero. È chiaro che di notte dormono nella misura in cui possono dormire, del resto. Il punto vero è, però, facciamoci questa domanda, se non ci fossero le badanti? No, assolutamente. Attenzione, scatta uno strano meccanismo, tra l'altro, che io ho notato. Quando si affida una persona anziana al badante, si tende poi a ritirarsi. E questo non va bene, non è giusto, insomma. Cioè, siccome c'è la badante, a questo punto sono libero. Invece non è così, perché appunto si torna al problema di prima. Cioè la badante non è la persona che professionalmente è in grado di dare quelle cure di cui ha bisogno la persona anziana, perché quel bisogno di cure restano tutte, cioè che sono date
dall'igiene, che sono date dalla prevenzione, che sono date da tutta un'altra serie di problematicità che vengono date per l'infermità o per altre questioni. Insomma, lì serve un apporto sociosanitario. Sociosanitario, questo è importante, perché questo è l'altro aspetto. E quindi non ci si può affidare solo alla badante che sta lì 24 ore al giorno, perché poi il contratto non prevede che stia 24 ore al giorno sulla persona. No, volevo tornare sul ragionamento che faceva il signore di prima al telefono. Solleva un problema vero, che è quello del medico che ha poco tempo per ascoltare il paziente. Sì, questo invece, il problema dell'ascolto del paziente, il problema di relazione fra medico e paziente è un elemento fondamentale. Siccome il medico ha una lunga coda fuori dall'ambulatorio, deve fare presto, deve fare la ricetta, magari si dimentica anche di auscultare il paziente, se uno dice ho male al petto o la tosse, magari si evita con lo stetoscopio di ascoltare i polmoni. Ecco, questa invece è una richiesta che se avessimo più medici nell'ambulatorio saremmo in grado, voglio dire, di ottenere una maggiore soddisfazione, di mantenere una relazione positiva con il nostro medico. Perfetto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori, per i telespettatori che sappiamo ci sono e ci seguono dall'area del Veronese. Comunque ricordiamo che il 6 maggio, quindi lunedì, a Legnago, presso la sede centrale dell'USL 21 in via Carlo Gianella 1 alla sala Campedelli, alle 14:30 sino alle 18 ci sarà questo incontro con tutti gli esperti del settore, tra cui organizzato appunto dallo SPI-CGIL del Veneto, per parlare dei problemi socio-sanitari assistenziali che si vengono a creare, come è possibile risolverli per trovare una nuova dimensione delle strutture di ospitalità e di servizio per le persone anziane. Quindi anche noi naturalmente vi aggiorneremo su quel che succederà, vi renderemo partecipi, perché poi il giorno successivo, il 7, martedì 7 alle 21, ci sarà un incontro, un dibattito con i rappresentanti istituzionali, politici e sindacato, e naturalmente sempre con la vostra partecipazione. Io vi aspetto questa sera invece alle 21 per il nostro talk show di politica, come sempre. Buona giornata.